briefing per la stampa italiana sul tumore dell'esofago. Nel 2020 in Italia sono stati stimati 2400 nuovi casi di tumore dell'esofago, una neoplasia in costante aumento. Troppi pazienti scoprono la malattia in stadio avanzato, non più operabile. Una quindi delle sfide più importanti è portare i vantaggi dell'immunoterapia in prima linea, cioè in persone non trattate. Risultati importanti emergono dallo studio CheckMate 648 sul carcinoma esofageo cellula squamosa presentato all'ASCO, e parliamo con la professoressa Sara Leonardi, direttore dell'oncologia 3 dello IOV di Padova. Professoressa, il tumore esofago, qual è oggi lo standard di cura di questi pazienti e qual è la qualità di vita dei pazienti con la malattia metastatica? Beh, qui abbiamo a che fare con pazienti che sono spesso molto fragili e molto sintomatici a causa del loro tumore, e la terapia standard, purtroppo ferma da molti anni, è quella basata sulla chemioterapia con 2 farmaci principalmente e una chemioterapia a base di platino e fluoropirimidine. Cosa significa? Significa che noi per molti anni siamo stati costretti a trattare comunque con un trattamento dotato di una certa tossicità una popolazione di pazienti che è già fragile sia per le sue condizioni generali, che costituiscono un pochino anche una delle cause del tumore esofageo, ovvero una patologia che colpisce persone anche con l'abitudine al fumo, all'alcol, e quindi diciamo uno strato anche sociale con una difficoltà di base anche nell'assistenza, e quindi andare a trattare questa popolazione fragile con una chemioterapia per ottenere risultati non entusiasmanti, con sopravvivenze comunque inferiori all'anno, è stato sempre uno dei grandi scogli che noi oncologi abbiamo incontrato. Proprio per questo motivo, se vogliamo migliorare la vita di questi nostri pazienti, dobbiamo trovare trattamenti che abbiano una migliore efficacia, ma senza andare ad appesantire quello che è la tollerabilità. Ecco, all'ASCO di quest'anno viene presentato lo studio CheckMate 648 sull'immunoterapia in prima linea. Ce ne vuole parlare? Sì, lo studio CheckMate 648 ha studiato su quasi 1000 pazienti l'aggiunta di un immunoterapico, nivolumab, a quella che è la chemioterapia standard a base di platino, appunto in circa 1000 pazienti affetti da tumore squamoso dell'esofago. Il tumore squamoso è un sottotipo particolare di tumore dell'esofago che colpisce proprio in particolare queste persone con molte comorbidità, fumo correlate, alcol correlate, e che è caratterizzato rispetto ad altre tipologie di tumore esofageo da una maggior sensibilità rispetto all'immunoterapia, ed è quindi proprio, se vogliamo dire, una popolazione ideale in cui testare l'immunoterapia. Il CheckMate 648 ha valutato proprio lo standard contro lo standard più nivolumab, e quindi un farmaco che agisce non tanto direttamente sul tumore, ma andando ad attivare la risposta immune del paziente contro il tumore. Quindi questa è una grande sinergia con i nostri trattamenti standard, perché mentre la chemioterapia mi colpisce in maniera proprio, come dire, omicida direttamente le cellule, l'immunoterapia sfrutta il sistema immunitario dell'ospite per aggredire il tumore da un'altra strada, e queste 2 cose sono assolutamente molto integrate. Quali sono i risultati di questo studio? Beh, lo studio 648 è molto importante perché è il primo studio che ci dimostra un incremento della sopravvivenza nel paziente con tumore squamoso dell'esofago in prima linea. Quindi abbiamo che con l'aggiunta di nivolumab aumentiamo la sopravvivenza di questi pazienti, non appesantiamo la tossicità e quindi non andiamo a, come dire, richiedere un caro prezzo a questo aumento di sopravvivenza. Ed in più la cosa interessantissima è che man mano che passa il tempo si amplia il vantaggio nel gruppo dei pazienti che hanno ricevuto immunoterapia, e questa analisi presentata proprio qui all'ASCO ci fa vedere come ci sia quasi un effetto di trascinamento del beneficio, per cui non solo va meglio durante la prima linea chi fa l'immunoterapia, ma anche quando poi progredisce e cambia trattamento, continua ad andare meglio chi prima aveva ricevuto l'immunoterapia. Quindi è come se l'immunoterapia mi desse una ricaduta che si
protrae per tutta la storia clinica di questi pazienti. Questo è interessantissimo, sia dal punto di vista biologico, perché è un fenomeno che ha bisogno di essere studiato, ma chiaramente è interessantissimo per le ricadute cliniche su questa popolazione che fino ad oggi non ha avuto grosse opzioni di terapia, soprattutto quando progrediva ad una prima linea. Ecco, perché il tumore esofago è in costante aumento e perché se ne parla così poco? Ma allora, purtroppo se ne è parlato molto poco, sia perché è inutile dirlo, quando non hai farmaci nuovi non c'è l'occasione di parlare di una patologia. È una cosa molto triste da dire, però è chiaro che l'informazione viene anche un po' trainata dalle novità. Se per 20 anni non hai novità in una patologia, il rischio è proprio di smettere di parlarne e di lasciare sempre più nel dimenticatoio questa patologia. Quindi il grande merito di questi nuovi studi del tumore esofageale è di aver innovato anche la voglia di studiare questa patologia, di capirla meglio, e come dicevi è assolutamente in aumento perché purtroppo vediamo ora i tumori che ci mettono tanti anni, no, a venire fuori, quindi stiamo pagando ora magari un caro prezzo di abitudini di 10-15 anni fa, e ci vorrà probabilmente ancora molto tempo perché tutta l'educazione, come dire, della popolazione, quindi la riduzione del fumo, la limitazione degli alcolici, ci facciano vedere nel futuro un calo della patologia. Adesso siamo ancora in quella fase in cui noi vediamo gli effetti di stili di vita purtroppo sbagliati. E l'altro aspetto particolare, come dicevo, è che questa patologia, chiaramente non in maniera univoca, però è stata più frequente in una fascia di popolazione che è anche la fascia di popolazione che fa meno rumore, le persone un pochino più dimenticate, un pochino ai margini sociali, e quindi questa marginalità probabilmente non ha nemmeno aiutato a smuovere l'opinione pubblica, come dire, per trovare delle soluzioni, perché è una patologia che colpisce soprattutto le persone che non hanno voce, quindi questo insieme alle scarse novità purtroppo ha bloccato per tanto tempo la possibilità di parlare di tumore dell'esofago e soprattutto di tumore squamoso dell'esofago. Speriamo che questo trend ora sia invece rovesciato e che queste novità portate dal Checkmate 648 rinnovino l'attenzione e la voglia di studiare questa malattia e di produrre sempre più evidenze che aiutino a curarla meglio. Ma è possibile anticipare il trattamento con immunoterapia in fase adjuvante subito dopo la chirurgia? Questo, guarda, hai proprio sollevato un punto importantissimo, perché chiaramente prima tratti un tumore più sono le possibilità di guarirlo, e una delle grandissime novità che abbiamo avuto è lo studio Keynote 577, lo studio Checkmate, scusatemi, 577 ci ha fatto vedere come il nivolumab dato in fase post-operatoria nei pazienti che a differenza di quanto dicevamo prima possono essere operati, quindi pazienti che vengono trattati con radiochemioterapia e poi operati, possono ricevere nivolumab, come dire, in fase precauzionale, per usare un termine comprensibile a tutti, che corrisponde al termine adiuvante, che è più tecnico, quindi nivolumab adiuvante precauzionale post-operatorio dopo radiochemio conferisce anche qui un vantaggio in sopravvivenza, e qui la cosa interessante è che parliamo proprio di pazienti guariti, mentre nella prima linea parliamo di un allungare la sopravvivenza e di migliorare la qualità di vita. Se noi anticipiamo il trattamento in una fase precoce dopo la chirurgia, parliamo proprio di aumentare le guarigioni, e quindi è qui dove dobbiamo concentrare gli sforzi maggiori, perché chiaramente il paziente guarito è un paziente che facciamo ritornare alla vita e in cui non si porrà nemmeno il problema dei trattamenti successivi, quindi questo è il punto nodale. E devo dire nivolumab ci sta dando delle grandi soddisfazioni in tutte le fasi di trattamento, appunto con lo studio di adiuvante e con lo studio di associazione in prima linea e anche in altre fasi, e devo dire che speriamo di essere sempre più bravi a selezionare i pazienti che si possano beneficiare di questa terapia. Bene?
Una domanda sulla diagnosi precoce. Lei ha detto che la maggior parte dei pazienti arriva in fase avanzata. Purtroppo sì. Perché trascurano dei sintomi o perché i sintomi stessi si manifestano quando la malattia è già in fase avanzata? Allora, diciamo che dipende molto dalla forma in cui si sviluppa il tumore. È chiaro che quando abbiamo tumori esofagei che vanno ad impegnare proprio il transito alimentare, possono dare dei sintomi anche precocemente perché fa più fatica a passare il cibo, e quindi in quel caso lì se il paziente è, come dire, attento e si accorge di questo sintomo e fa la gastroscopia, abbiamo la possibilità anche di avere una diagnosi precoce. Purtroppo alcune forme di neoplasia, invece di svilupparsi, come dire, andando ad impegnare il passaggio del cibo, possono formare magari delle ulcere o degli spessimenti che però sono meno sintomatiche perché non impediscono il transito. In questo caso qui, diventando sintomatiche più tardivamente, il paziente arriva alla diagnosi anche quando la malattia è più avanzata. E a maggior ragione nello squamoso, dove, come dicevo, una quota di pazienti vive un po' una marginalità sociale, magari sono anche quelli che più difficilmente si rivolgono al medico o vanno al pronto soccorso. Ecco, ma esiste uno stigma sociale nei confronti di queste pazienti? Devo dire che un pochino alla volta lo stiamo superando. Lo stigma è dato un po' dalla difficoltà di trattarli, nel senso che comunque alle volte anch'io mi trovo in ambulatorio con alcuni a dover essere anche molto dura, se vogliamo, nel dire: io la voglio curare, però ho bisogno che lei mi aiuti a curarla. È chiaro che un paziente a volte capita che non si presenta all'appuntamento o che magari, nonostante tutte le nostre raccomandazioni, magari può continuare a bere o a fumare molto. È chiaro che purtroppo la cura deve essere accompagnata anche da un cambio di stile di vita, perché altrimenti la cura non riesce neanche a funzionare, perché non riesce a farla bene. Se il paziente mi salta gli appuntamenti o se sono costretta a ridurre le dosi perché non riesco a portarla avanti, è chiaro che poi anche il beneficio si riduce. Quindi l'importante è che l'oncologo abbia voglia di farsi carico di questo paziente anche in una maniera globale, perché non è un paziente semplice, devi farlo seguire dallo psicologo, dal nutrizionista. Ecco, su questo mi vorrei soffermare. La patologia esofagea è una patologia relativamente rara, ma è importante che venga curata in centri che hanno a disposizione tutte le facilities, perché devi avere lo psicologo sempre disponibile, devi avere il nutrizionista, devi avere il palliativista che ti aiuta a controllare gli altri sintomi, se il paziente è anziano devi avere un geriatra. Quindi ecco, chiaramente è il lavoro in team che mi porta i risultati migliori. E quindi da questo punto di vista è una di quelle patologie che andrebbe un pochino centralizzata nei centri di riferimento, perché il rischio è che magari il centro più piccolo abbia a disposizione tutti i farmaci ma non abbia a disposizione quel team di professionals che è in grado di prendere in carico il paziente in una maniera completa. E volevo solo, probabilmente mi è sfuggita una precisazione sul dato di sopravvivenza di Checkmate 648, che guadagno c'è stato nei trattati con l'immunoterapia rispetto immuno e chemio rispetto a chemio da sola. Sì, volevo dirvelo in una maniera precisa, perché poi quando dico i numeri ho sempre paura. Ecco qua. E allora, noi... C'è nel comunicato comunque. Sì, esatto, c'è nel comunicato, perché quando poi dico i numeri, talmente sono tanti gli studi che non vorrei dire un numero per un altro. Ecco. No, aspetta, questa è la PFS2, perché il dato nuovo che viene presentato qua è il dato di incremento nelle linee successive. Diciamo che prolungato su tutta la sopravvivenza del paziente abbiamo un miglioramento dal 26% di pazienti che progrediscono alla linea successiva, andiamo al 36%, quindi un incremento del 10% assoluto sul lungo periodo, e quindi sulla PFS2, che è il dato un po' innovativo che è stato presentato qui all'ASCO di quest'anno. Più uomini o più donne, visto l'aumento del fumo fa sesso femminile?
totalmente dell'inizio. Beh, per ora è ancora una patologia più diffusa tra gli uomini. Storicamente, ecco, devo dire che non si vede ancora questo incremento nelle donne. Resta una patologia prevalente nel sesso maschile.